conclusa la prova della categoria donne esordienti, è il momento delle ragazze più grandi, vale a dire le ragazze della categoria allievi. La pioggia non dà tregua, giusto un attimo di respiro a cavallo tra le due manifestazioni, dopodiché è iniziata a cadere in maniera fitta ed accompagnerà le ragazze per tutta la durata della corsa. Saranno poco più di 5 giri, infatti le atlete quello che dovranno percorrere, dovranno affrontare un primo giro non completo e poi 5 giri una volta che saranno transitate per la prima volta sotto lo striscione di arrivo. Una manifestazione questa che vi ricordo assegnerà anche il campionato provinciale, lo ha già fatto nella categoria esordienti donne primo e secondo anno. Vi ricordo come si sono concluse queste due gare nella categoria esordienti primo anno e il successo di Jessica Raimondi della Polisportiva Molinella. Per quanto riguarda il campionato provinciale invece la vittoria di Leonora Geppi della Polisportiva Marina di Cecina. Nella categoria esordienti secondo anno la vittoria di Elisa Balsamo del team Vigor, mentre per quanto riguarda il campionato provinciale è andato a Giada Franchi, sempre per la Polisportiva Marina di Cecina, sezione ciclismo. Partite le ragazze della categoria allieve, partite in questo momento, partenza subito ufficiale per le atlete che hanno 15 e 16 anni di età e che quindi affronteranno un percorso più lungo. Il tracciato è il medesimo, il giro che è ricavato nella periferia di Rosignano Marittimo, proprio tra Rosignano Marittimo e Rosignano Solvay, mentre i giri sono maggiori, quindi sono 5 giri e mezzo, quasi 6 giri per quanto riguarda le atlete della categoria donne allieve, che quindi partono subito con il tratto in salita che inizia subito dopo il passaggio da il luogo di partenza, ovvero dal circolo Il Giardino, dove sono avvenute le operazioni preliminari, dove la corsa ha preso il via. Intanto siamo a circa metà del primo giro con il gruppo che viaggia compatto. Qui vediamo un atleta che guadagna qualche metro, appena qualche metro sul gruppo, ma il pelotone si rifà subito sotto. Si tratta di Emiliana Matteoli. Per quanto riguarda questa azione però il pelotone, come vedete, viaggia praticamente compatto in queste fasi. Come vedete la pioggia cade, per il momento non in maniera insistente, lo farà più insistentemente con il proseguire del tempo, e quindi non ci resta che sperare che tutto vada per il meglio con queste ragazze che, come vedete, adesso si trovano a circa 800 metri dal passaggio, affrontano questa curva particolarmente impegnativa. Tutto bene in questo caso, e quindi non ci resta che andare a seguire altre fasi di gara. A questo punto vedete che ci sono numerosi scatti qui con il numero 23 Virginia Anna D'Angelo della Società Ciclistica Gastone Nencini, con lei, con il dorsale di gara numero 9 Martina Tassoni del Veloclub Fidenza Trecolli. Ma adesso arrivano tutte le altre atlete, il gruppo praticamente compatto quando abbiamo percorso una quindicina di chilometri, quindi il plotone che sta viaggiando compatto. Nelle prime posizioni Francesca Balducci, una delle atlete più attese quest'oggi alla partenza della gara riservata alla categoria donne allieve, gruppo che continua a viaggiare compatto anche in questo frangente. 22 km di gara percorsi per le atlete della categoria donne allieve. Come vedete nessuna per il momento prova ad allungare nei confronti del resto delle altre ragazze, vuoi il tempo, vuoi il chilometraggio maggiore rispetto alle atlete della categoria esordienti. Per il momento nessuna sta provando l'allungo. Io approfitto di questo momento di pausa per ricordarvi alcuni dei partner che sono a fianco dell'organizzazione. Ovviamente l'impegno del circolo Il Giardino, con anche i partner a Moscato Marmi di a Moscato François, a Rosignano Solvay, Elettrauto Nubiano Boncini a Rosignano Solvay, Mobilificio Carmignani dei fratelli Carmignani in località Le Morelline, Luca Bongini in via Guido Rossa a Rosignano Solvay, quindi concessionario automobilistico.
Officina Service di Fabrizio Celli in via Guido Rossa a Rosignano. E poi ancora 2000 Group in zona industriale Le Modelline, Tuscania Ceramiche e Materiali da Costruzione, mostra pavimenti e rivestimenti di Edo Gragnani in località Le Modelline. E poi DGM Rosignano, insegne striscioni in via Rossa a Rosignano Solvay. Con il gruppo invece ci troviamo nel tratto che praticamente si trova in vetta alla salita, gruppo che come vedete continua a viaggiare compatto quando abbiamo ormai superato metà corsa con le ragazze della categoria allieve. E con le immagini, gentili appassionati di ciclismo, una fitta pioggia sta accompagnando il gruppo delle ragazze al via. Adesso vediamo in testa a fare l'andatura Cecilia Martini della Caddeo Carpaneto, viene rilevata da Costanza Lucchetti del gruppo ciclistico Osimo Stazione. Poi vediamo anche Daniela Magnetto nelle prime posizioni dell'Esperia Piasco, altra delle atlete favorite in questa gara. Insomma, ci stanno provando in diverse a tenere alta l'andatura, ma il gruppo per il momento non sembra intenzionato a sostenere un ritmo elevato, e quindi per il momento le ragazze viaggiano tutte assieme con un ritmo relativamente blando in queste fasi iniziali di corsa. Siamo in vista del passaggio sotto lo striscione di arrivo, quindi un altro giro che se ne va, un altro giro che passa. Mancano 3 giri alla termine per il gruppo delle atlete, per il gruppo delle ragazze della categoria donne allieve. Passano in questo momento la zona del traguardo, noi le lasciamo sfilare. Ancora abbastanza numeroso il plotone delle ragazze al via, sono state 37 le ragazze che hanno preso il via. Attenzione, adesso ci troviamo in salita, nel tratto più impegnativo. C'è un allungo importante perché prova ad allungare Francesca Balducci, l'atleta pisana che milita nella Steel Bike Cicli Banzai. Qualche metro di vantaggio per la ragazza con il dorsale di gara numero 18, che quindi guadagna qualcosa. Viene raggiunta da altre 2 atlete che vediamo con il numero 25 e con il numero 7. Con il 25 è Irene Cordoni del gruppo ciclistico Butese, e con il numero 7 invece è Elena Franchi della Caddeo Carpaneto. 3 ragazze al comando, non serve tanta acqua, ma gli appassionati, gli sportivi sicuramente hanno tutto l'interesse a incitare le proprie ragazze. Tratto in salita, tratto impegnativo questo verso il passaggio sotto Rosignano Marittimo. Tratto ancora in salita con Francesca Balducci che si alza sui pedali, prova nuovamente a fare il vuoto. L'atleta pisana, ottima la sua azione in questo frangente, perde qualche metro Elena Franchi e così come Irene Cordoni, ma sembrano tenere le 2 ragazze che inseguono Francesca Balducci. Eccolo qua il gruppo che accusa un ritardo di 15 secondi dalla testa della corsa, quindi azione interessante quella promossa da Francesca Balducci. Come vedete in questo passaggio c'è stata una notevole selezione, a testimonianza proprio della forte andatura imposta dall'atleta pisana nel tratto in salita. E ritroviamo il terzetto che intanto è cambiato al comando. Infatti si è staccata Elena Franchi e quindi sono rimaste in 2 Francesca Balducci con il dorsale 18, insieme a lei Irene Cordoni con il dorsale 25. Ecco le quali 2 atlete quindi inquadrate in questo frangente. Buono l'accordo sulla testa della corsa, 20 secondi di vantaggio, anche qualcosa meno nei confronti delle più immediate inseguitrici, quando siamo ormai a poco più di un giro dalla conclusione. Questa è un'azione decisamente interessante per quanto riguarda l'epilogo di questa gara delle categoria donne allieve. Vedremo quindi se avranno la forza e lo spirito con questa pioggia che continua a cadere battente sulla corsa. Dicevo, la forza e lo spirito per portare a termine quest'ottimo tentativo di fuga con Francesca Balducci, che è stata la promotrice di questo tentativo, a cui si è accodata anche Irene Cordoni. Siamo ormai in vista del suono della campana per le 2 atlete al comando. Stanno per transitare sotto lo striscione di arrivo, ultimo giro che inizia in questo istante per la coppia al comando. Vedremo alle loro spalle
come si stanno organizzando le ragazze del gruppo, che è segnalato con un ritardo di 20 secondi. Ci sembra poca l'organizzazione per quanto riguarda le atlete del plotone in questo tratto in salita, infatti nessuna sta tentando di imporre un ritmo elevato a sufficienza per riuscire a portare a termine l'inseguimento, e quindi potrebbe essere un'azione decisamente interessante, decisamente ottima quella delle due atlete che si trovano al comando. Fa buona guardia Lisa De Ranieri alla compagna di squadra Balducci, che si trova al comando. Come vedete, ancora una ventina di atlete compongono il grosso del gruppo. Abbiamo visto anche Daniela Magnetto dell'Esperia Piasco, eccola qua inquadrata, l'atleta piemontese che sta tentando di dare nuova enfasi all'inseguimento. E siamo tornati in pianura con le due ragazze al comando, ancora 15 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo che è guidato dalle ragazze dell'Esperia Piasco, ci viene segnalato da Radio Informazione in Corsa, e gruppo che si sta spezzettando in questo tratto in pianura. Infatti numerosi tentativi di allungo e scatti e controscatti nel tentativo di ricucire il divario tra le due atlete al comando e il resto della corsa stanno praticamente facendo sì che il plotone si vada a selezionare continuamente. Vediamo ancora le ragazze che davvero meritano un applauso, vale a dire Francesca Balducci della Steel Bike Cicli Banzai e Irene Cordoni del gruppo sportivo butese, che stanno davvero conducendo un'azione molto interessante. Meritano sicuramente una citazione queste due ragazze, e probabilmente saranno loro a giocarsi il successo, a scanso ovviamente di qualche repentino rientro da dietro. Il gruppo sicuramente non è più in grado di ricucire nei confronti di queste due atlete, però chissà che qualche gruppetto che riesce e nel frattempo si sta avvantaggiando dal plotone possa riuscire ad agganciare le due atlete al comando. Infatti, come vedete, adesso arriva con il numero 22 Valeria Arzilli della Gastone Nencini, con altre atlete sulla ruota, ed è un'avanguardia del gruppo. Arriva con il 24 Noemi Prisciandaro della Butese, che ovviamente si mantiene passiva sulla ruota dell'atleta della formazione Gastone Nencini. Hanno fatto il vuoto nei confronti del plotone. Queste due atlete sono segnalate da appena 7 secondi dalla coppia al comando, potrebbero quindi rientrare sulle ragazze al comando. A questo punto per la Butese si troverebbe in una situazione particolarmente favorevole, con ben due atlete al comando. E però attenzione, perché dietro sono davvero vicinissime. Attenzione, perché adesso arriva con il numero 6 Vania Canvelli della Cadeo Calpaneto, e poi anche Daniela Magnetto dell'Esperia Piasco, che si stanno avvantaggiando nei confronti del gruppo. Sta esplodendo la corsa alle spalle della coppia al comando. Attenzione quindi, perché niente è scritto in questo finale al Cardiopalma. Ricordiamo che gli ultimi 800 metri sono in leggera salita, una salita davvero semplice, ma che alla fine può rivelarsi davvero impegnativa, visto che siamo al finale. Può sicuramente essere fatale per le atlete che si trovano al comando. Il gruppo sembra a questo punto tagliato fuori dai giochi per il successo finale. Sarà una questione probabilmente tra le 6 atlete che si trovano in testa alla corsa, le 2 atlete che sono al comando e le 4 che inseguono. Eccolo qui il quartetto che insegue, appena 50 metri di ritardo per questo quartetto composto dal dorsale 22, vale a dire Valeria Arzilli, dal dorsale 24, vale a dire Noemi Prisciandaro, dal dorsale numero 6 Vania Canvelli e dal dorsale numero 3 Daniela Magnetto. Queste sono le ragazze che inseguono la testa della corsa. Ritroviamo le 2 atlete al comando, eccole qua inquadrate, che stanno davvero tentando di resistere in tutti i modi al rientro del gruppo. Dorsale 18 per Francesca Balducci, dorsale 25 per Irene Cordoni, quando siamo ormai a 1500 metri dalla conclusione. Davvero una pioggia battente in questo finale di gara qui a Rosignano. Adesso vedremo se da dietro riusciranno a riportarsi su di loro. Ultimo chilometro, c'è il ricongiungimento, si forma quindi un sestetto al comando, sestetto che è formato quindi da Noemi Prisciandaro della Butese, Irene Cordoni sempre per la Butese, Francesca Balducci della Steel Bike Cicli Banzai, Daniela Magnetto dell'Esperia Piasco,
Vania Canvelli della Caddeo Calpaneto, Valeria Arzilli della Gastone Nencini. Queste le 6 ragazze al comando, siamo ormai ad 800 metri dalla conclusione, inizia praticamente il lungo rettifilo che porta verso il traguardo. Daniela Magnetto si mantiene in prima posizione, adesso con le nostre telecamere ci porteremo sul traguardo per assistere all'epilogo di questa gara riservata alla categoria donne allieve. È partito lo sprint con la maglia dell'Esperia Piasco davanti a tutte, quella di Daniela Magnetto che va a vincere davanti a Noemi Prisciandaro per la Butese, terzo posto per Francesca Balducci della Steel Bike Cicli Banzai, quarto Irene Cordoni, quinta Vania Canvelli, sesta Valeria Arzilli, settima Giorgia Capobianchi, ottava Alessia Taggiasco, nona Valeria Manfredi, decima Valentina Pierotti. Daniela Magnetto, un successo importante sotto la pioggia, siete riusciti ad entrare sulla coppia al comando nell'ultimo chilometro e poi hai vinto in volata. Sì, avevo paura di non rientrare più, sono riuscita a incitare le altre a riuscire a far dare dei cambi, si è riuscita a rientrare, ci siamo fatta vincere. Per te una gran bella stagione, già tante vittorie. Sì, per questa è la terza, speriamo di averne altre. Una dedica? La dedico a tutta la mia famiglia, al mio direttore sportivo, a tutti quelli che mi vogliono bene. Mauro Bandini, presidente del Circolo Arci Il Giardino, quest'oggi davvero una bella giornata, peccato per il tempo, però è stata una bella giornata di ciclismo femminile. Sì. Dopo 40 anni siamo ritornati a fare una manifestazione ciclistica, anche se eravamo abituati a farla di uomini, ma bene, anche siamo contenti di aver riniziato dalle donne e in special modo dalle bambine, sperando negli anni a venire di poter continuare e di fare sempre meglio. In occasione di questa manifestazione siamo anche dispiaciuti perché alcuni mesi, un mese fa è venuto a mancare un nostro amico che ha corso per diversi anni per questi colori e ci siamo sentiti in dovere di fare un memorial in suo onore che oggi verrà presenziato dalla moglie e dai figli di Giuliano Gabrielleschi. Pertanto questo sarà il primo trofeo Gabrielleschi e noi speriamo di poter continuare negli anni a fare il secondo, il terzo e il quarto trofeo. Ringraziamo tutti dell'organizzazione che è stata secondo noi perfetta in tutto e per tutto, solamente la stagione ci ha un po' penalizzato se c'è stata qualche caduta non grave è avvenuto da questo, ma per il resto mi sembra che tutto sia andato a meraviglia. La stagione purtroppo non ci possiamo fare niente. Ringraziamo di nuovo tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a tutti. Luca Casini, presidente del Comitato Provinciale di Livorno della Federciclismo, quest'oggi si assegnavano i campionati provinciali per le categorie femminili, tutto sommato, a parte il tempo, è stata una bella giornata di ciclismo femminile che in questi tempi ci vuole davvero. Sì, è vero, non a parte il tempo, anche nonostante il tempo una bella giornata di sport, cioè neanche l'acqua riesce a fermare il nostro ciclismo e questo credo che sia frutto di una passione che queste ragazze hanno e che ovviamente ci fa ben sperare per il futuro. Ormai una garanzia l'organizzazione affidata alla Polisportiva Marina di Cecina? Sì, oramai è una conferma di quello che dico da anni, di quello che è sotto gli occhi di tutti, una bella realtà che riesce a organizzare le gare e quindi ben venga questa società e le iniziative che porta avanti. Piero Zazzari, direttore sportivo per le categorie femminili della Polisportiva Marina di Cecina, quest'oggi le ragazze di casa hanno dato battaglia e hanno provato a far bene su una corsa resa ancora più dura dal tempo. Sì, oggi è stata purtroppo una brutta giornata perché il tempo non ci ha assistito, però da un lato siamo soddisfatti perché siamo riusciti a portare a casa i 3 titoli provinciali che c'erano, nonostante tutto le difficoltà della strada, della pioggia, del tempo che non ci ha permesso magari di esprimersi al meglio. Comunque un percorso, un parere tecnico sul percorso, un percorso
che alla lunga, specialmente nella categoria lieve, può diventare impegnativo. Sì, questo è un percorso in apparenza non sembrerebbe impegnativo, però è molto impegnativo perché la strada, anche dove sembra pianeggiante, tende sempre a salire e se non viene presa con dei rapporti giusti, passando chilometri si fa sentire, ecco, perché è impegnativo, nonostante tutto che ci sia un po' di discesa, però la maggior parte è salita. Massimo Gabrielleschi, per andare a ricordare la figura di tuo padre che hanno voluto gli organizzatori di questa corsa, quindi il Circolo Arci, il Giardino insieme alla Polisportiva Marina di Cecina, hanno voluto ricordare. Un bel modo per ricordare un grande appassionato di ciclismo, il miglior modo forse, con una corsa. Sì, un bellissimo modo, anche un po' a sorpresa perché io l'ho saputo sinceramente gli ultimi giorni. Mi ha fatto un piacere enorme perché era un gruppo di amici che sono cresciuti insieme e quando me l'hanno detto mi hanno fatto venire le lacrime agli occhi. Spero che prosegua questa cosa anche per gli anni futuri. Niente, un saluto a tutti i partecipanti di questa gara. E li ringrazio. E concludiamo con Dilvo Lotti, presidente della Polisportiva Marina di Cecina. Un altro impegno organizzativo alle spalle, nonostante il maltempo ci siete riusciti. Va bene, anche questa volta è andata bene. Fra l'altro eravamo anche in un comune limitrofo, però era la prima volta che venivamo qua, quindi fra una cosa e l'altra mi sembra che la manifestazione sia riuscita abbastanza bene. Dicevamo un percorso che, nonostante sia al debutto, ha regalato buone impressioni anche ai tecnici. Sì, apparentemente non era facile, però la strada ha fatto una bella selezione. Va bene. Una collaborazione nata con il Circolo Arci il Giardino che ha reso possibile questa manifestazione, e grazie a loro che siete riusciti ad allestire questa corsa. Sì, abbiamo avuto carta bianca, disponibilità su tutti i fronti e penso che tutti siano rimasti contenti di quello che è venuto fuori. Non avevamo fatto grandi promesse perché è logico in questi frangenti non si possono fare, però quel poco che gli avevamo detto che si poteva fare, ho visto è venuto fuori. E soltanto dagli sguardi vedo che sono contenti questi signori che ci hanno ospitato. Ecco.